Ci saremo anche noi a domenica per la grande sfilata della Triveneta. La nostra presenza vuole essere un po' come quando passa una fanfara che ci scalda il cuore con la musica. Noi non abbiamo la musica, però vogliamo trasmettere delle emozioni, un po' come la fanfara, delle emozioni che con il nostro passo e dei nostri scarponi chiodati, l'incedere, i nostri gesti, i nostri sguardi vogliono far riportare il pubblico a quelli che erano i ragazzi dell'epoca. Oggi tra l'altro è l'anniversario della battaglia all'Ortigara, 10 giugno. Il battaglione Bassano partecipò alla presa del Monte Ortigara perdendo il 70% dei suoi effettivi negli spaventosi assalti a quello che è diventato poi il Calvario degli Alpini e che accoglie sulla propria cima, spazzata dal fuoco, la colonna Mozza con il celebre monito per non dimenticare. Ed è proprio per onorare la memoria di quanti hanno dato la vita sull'Ortigara, sul Grappa e sulle montagne trasformate nell'ultimo baluardo contro le offensive disperate degli austro-ungarici che i rievocatori del battaglione Bassano sfilano sotto il sole con gli scarponi chiodati e le divise di lana grossa. Diciamo che domenica, magari con la giornata che sarà, sfilare con la lana è uno sforzo, è un piccolo sacrificio che fate per onorare comunque la memoria di quei soldati. Certo, la memoria di quei soldati di quei tempi, ricordiamo anche che comunque Conegliano è stata occupata nell'ultimo anno di guerra, quindi anche la popolazione civile ha patito sofferenze e privazioni indicibili ed è giusto anche a distanza di più di 100 anni ricordare queste persone. Ai piedi del monumento che ricorda il primo sacello di Cimagrappa, quello che accolse la Madonnina e l'allora cardinale Giuseppe Sarto, poi Papa Pio X, sono arrivati anche gli alpini di Borso, pronti pure loro all'appuntamento con Conegliano. Anche noi vogliamo ricordare soprattutto gli avvenimenti che sono successi qua nel Grappa e facciamo un gemellaggio virtuale con gli alpini di Conegliano, insomma, e partecipiamo alla sfilata.